Serie B-Win, tutti i colori della passione. Grande cornice di pubblico allo stadio Euganeo per l'andata della semifinale playoff in Serie B-Win tra Padova e Varese, biancoscudati sull'onda dell'entusiasmo per la super rincorsa sotto la gestione dal canto, culminata nelle ultime due vittorie con Livorno e Torino nel quinto posto in campionato. Quarto si è invece piazzato il Varese di mister Sannino, neopromossa, che ha passato tutta la stagione nei quartieri alti. 4-3-3 per il Padova, in avanti El Shaarawy, De Paula e Ardemagni. Il Varese si schiera invece con un classico 4-4-2, Concas e Carrozza sulle fasce. In attacco la coppia titolare Neto Pereira e Bagua. È già in piedi tesissimo mister Sannino, 10° minuto, angolo per il Padova, palla fuori per El Shaarawy, la parata importante subito da parte di Zappino. Rivediamo la zampata del piccolo faraone del Padova, sempre bianco scudati, cuffa, palla morbida, cade Ardemagni nell'area piccola, c'è forse una spinta di Clayton, lascia correre l'arbitro, massa di Imperia, poi storie tese tra Ardemagni e Zappino, braccio largo di Clayton che c'è, forse però Ardemagni accentua il volo, ancora Ardemagni di petto all'indietro per Italiano in verticale, attenzione El Shaarawy, colpo di testa appena accennato, di nuovo Zappino protagonista, Padova ancora una volta vicino al vantaggio, El Shaarawy sul filo del fuorigioco, è ancora più attento il portiere del Varese, De Paula sinistro centrale, di nuovo chiamato all'intervento il portiere Zappino, troppa libertà però per De Paula, sempre Padova in avanti, Italiano, Carrozza all'indietro di testa, Ardemagni la traversa e poi la palla che finisce sulla linea di porta, non è gol, secondo Massa e i suoi collaboratori. Rivediamo grande coraggio di Ardemagni, la palla resta in campo, hanno ragione Massa e i suoi assistenti, non è gol, si resta sullo 0-0, il Padova però avrebbe meritato il vantaggio. Ripresa, subito una tegola per Sannino, si fa male Carrozza, dentro al suo posto Nadarevic. 7° minuto, palla di Renzetti, attenzione Clayton all'indietro, il gol di El Shaarawy, ma il gioco è già fermo. Massa ha fischiato calcio di rigore per il Padova per questa trattenuta netta ingenua di Clayton su De Paula. Clayton viene anche ammonito dal dischetto vallo specialista Italiano che segna e porta in vantaggio il Padova. 52esimo, Padova 1, Varese 0, esplode Vincenzo Italiano, il capitano, esplode l'Euganeo, è il suo terzo rigore in questa stagione dopo aver segnato al Portogruaro e alla Livorno in una delle partite decisive per la qualificazione ai playoff del Padova. La risposta del Varese però è subito con Ebagua sinistro, la risposta di Cano, cross di Neto Pereira, Ebagua colpo di testa sulla traversa, Varese vicinissimo al pareggio, il cross di Pereira, Ebagua fa carambolare su Cesar e poi sulla traversa dalla parte opposta De Paula, palo pieno a Zappino battuto in pochissimi minuti, sarabanda di emozioni, altro infortunio per il Varese, fuori Pesoli, entra Camisa al suo posto, attenzione Neto Pereira, tiro deviato e palla addomesticata per Cano. Siamo vicini al 90esimo, ultima possibilità per il Varese, tacco di Concas, arriva ad anticipare tutti Cano, poi l'ultima rovesciata di Ebagua non va a buon fine, pollice alto per Cano perché il Padova batte il Varese 1-0. Domenica il ritorno, gli uomini di Sannino dovranno vincere anche con il minimo scarto.